Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Sochi e ragazzi, pole position come indiana, l'acuto del Cume, l'acuto del Trentissimo. Raga, c'è una leggerissima pioggia, previsione di sessione, pioggia solo per pochissimo, infatti ci sono le gomme da asciutto anche, non è prevista, non sono previste gomme intermedie e quant'altro. Raga, siamo in pole, stiamo calmi. Pioggia leggerissima, che finisce subito. Vai raga che andiamo. Tanta attenzione, Vettel va superato questo. Ma ha superato parecchi in realtà. Catrotas. Cioè, nel senso niente con Raikkonen. È roba nostra, è roba nostra. Tanta attenzione. Che minchia l'è successo? Cazzo, devo safety car, porca. Safety car. È successo qualcosa dietro ma non ho toccato nessuno ragazzi. Non ho sentito niente. Cazzo siamo primi e secondi, devo approfittare di questo colpo di culo. Siamo in regime di safety car. Cosa è successo non lo so. Secondo me ha dato fastidio anche la... come si dice, il tracciato che anche se non è bagnato, questa leggerissima pioggia può dar fastidio. Peccato perché se c'è la safety car potevo scappare via. La safety car arriva quando non serve, molto bene. Adesso teniamo un po' il carburante. Arriviamo davanti al safety car. Pazzesco, non ho proprio capito che è successo. Cioè, no. Sicuramente un bagarotto. Questo è poco ma sicuro, però... Poi Raikkonen è terzo, quindi ancora meno non capisco cosa sia successo. Secondo me Vettel ha fatto un testa coda e ha bloccato qualche macchina, perché è l'unica cosa che mi so... cioè, l'unica roba che penso, perché sinceramente sono proprio basito, guarda, c'è un cume abbastanza basito. Siamo primi e secondi, doppietta forse in Ciaf. Doppietta forse. Fatto sta che mi sono preso la pole position. Ok, adesso siamo davanti alla safety. Siamo in regime ragazzi, quando siamo in regime, io eccoci qua, guarda che bella. Ciao, la gara è pronta a rientrare. Abbiamo una grande occasione, dobbiamo provare a scappare via adesso. Ok, la safety car rientrerà durante questo giro. Non accelerare troppo nel terzo settore, rispetta il delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box. Ok ragazzi, miscela grassa e proviamo, adesso tra poco smette di piovere, tra 5 minuti e vediamo se riusciamo a scappare un po' via. In questo momento doppietta forse in via. Sarebbe un The Dream ma sarà durissima. Comunque abbiamo una bella occasione, sfruttiamola raga, sfruttiamola. Subito lungo, ai le gomme fredde, subito duro, ciao. Subito lungo. Dobbiamo scaldare un po' le gomme. Siamo in regime ragazzi, non siamo più in regime ragazzi. Come sta proprio in coglioni. Tanto Raikkonen supera subito Perez. Vediamo cosa riusciamo a combinare, un'occasione unica di più. Dopo la vittoria di Monza sarebbe bello metterne un'altra subito alla quarta gara della terza stagione. Per il momento non stiamo sviluppando niente, sto mettendo via punti risorsa. Vediamo cosa può combinare il fantasmagorico Cube. Però teniamo la miscela standard, la teniamo per dopo, tanto serve a poco, nel senso Raikkonen ha già superato Perez, quindi è sicuramente più veloce. No, come attento.
Non stiamo andando male. Useremo alla fine tutto il carburante, ragazzi. Adesso possiamo tenerlo un po'. Raikkonen ha appena registrato il nuovo miglior tempo. Mi fa piacere. Ok. Sarà una gara veramente tosta, tanto non piove più. Bellissima sta cosa che può veramente fare una mini goccetta e poi basta. Proprio il sistema meteo di sto gioco è veramente fatto bene, però attenzione Raikkonen adesso è vicino. E sta cosa non mi piace. Perez deve tenere un po' di più, cavolo, cioè chiaramente le Ferrari sono anni luce da noi. C'è poco da fare, è anche giusto così. Quest'anno voglio proprio sudarmelo il mondiale, lo voglio vincere con la Panterona a difficoltà 90. Sento la pressione, sento la pressione. Devo stare molto attento qua. Bravissimo. La teniamo. Qua andiamo lunghi, porca miseria. Ok, però ce ne stiamo andando però dagli altri, questo è buono, speriamo di intanto ipotecare la quarta piazza, poi vediamo. Anche se voglio il podio, con la pole. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Direi se abilitate questa cosa non mi piace. Ricevuto, va bene. Tanto vai Perez, superami Raikkonen. Grandissimo Perez, qua rallenta Raikkonen e godo. E godo. Quando è così godo. Devono battagliare, cazzo. Se battagliano è cosa buona e giusta. Raikkonen ha rallentato, forse ha problemi chimi, però l'ingegnere non mi ha detto niente. Attento, come quello stare attento perché tutto sul colpo può levarmi la penalità. È così a Sochi, è una gara beffarda quella sociiana. Quella di RS ne sta approfittando, Perez, lasciamo, non ostacoliamoci. Sono io il primo pilota, quindi devi rispettarmi. Alcune informazioni su Grosjean. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Problemi per il Grosjean. Problemi per il piccolo Grosjean. Problemi per il piccolo Grosjean. Dai comandone, devi spingere a fondo, come solo tu sai fare. Quando si danno battaglie alla Ferrari e alla Mercedes, bene, più battaglia c'è dietro, più chance ho. Solo che sento, c'ho la tensione, c'è. Sarebbe un'occasione più unica che rara, raga, di ipotecare. Io voglio almeno il quarto posto quest'anno, da stare davanti o una Mercedes o una Ferrari. Dai Panterona, dai. Lungo qua. Perez ci prova. Il Cume chiude però. Ok. Mi servirà dopo il carburante. Adesso ancora tanto 1,58 va benissimo. Ma la spingerò a cannone. Dopo la sosta. Ok, le gomme
gomme sono ancora messe abbastanza bene. Vediamole nel dettaglio. Ok, bene, è ancora tutto a posi. Ci stiamo Si è avvicinando. ritirato Raikkonen appena adesso. E adesso andiamo ai box e vediamo. Sono andati ai box prima del previsto, nel senso potevo anche aspettare un po', però devo andare subito perché se no rischio l'undercut. Oh! Vai, vai ora. No, non ci credo. Ho perso la posizione su Bottas. Non ho parole. Brutta storia questa, porca miseria. No good, no Abbiamo good. effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Porca, ho perso la posizione su Valtteri così. Mi viene la beffarda. E anche su Gigi, non ci credo. Addio vittoria, addio sogni di gloria. Adesso devo sfruttare la miscela. Devo sfruttare il miscelotto. Perché se cominciano a scappare via sarà quasi impossibile riprenderle. Buon sorpasso su Gigi. Ma adesso c'è la parte più difficile, Valtteri, perché Valtteri ha la Bottas di culo. Non deve scapparmi Valtteri, non deve scapparmi Valtteri, non ci credo. Ai box l'ho persa la posizione in pit lane, non ci credo. Anche Perez, dove è finito Perez? Non ce la faccio a prenderlo, no, ho perso la possibilità di vincere qua certamente. Recuperare sarà durissima. Quando le Mercedes vanno avanti non le prendi più, però io ci credo. Anche se sarà durissima, dai. Non è impossibile, devo tenere, ho fatto bene a tenere la miscela grassa. Devo usarla adesso per riprendermi la posizione. A tutti i costi. Dai Cuba, dai. Se devo fare un giro record. Intanto c'ho il DRS, dai. Vai di DRS, devo rischiarla anche, raga. Ah, lungo, lungo, lungo. Ah, ma sono un pirlotto però. La madonnina del signore. Safety car, Tirando dalla gara. seconda safety car, gara rocambolesca, ritiro di Sainz e siamo di nuovo in regime, ragazzi. Siamo di nuovo in regime, mamma mia che gara stupenda. Prepariamoci a riprendere la Non viene lotta. esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. E mo so cavoli, ho una grandissima chance di riprendermi quello che è mio. Va piano Valtteri, chiaramente. Vai! Bandiera verde. Si riparte. Devo tentare il sorpasso il prima possibile, ragazzi. Ho pochissima chance. Dai come, provaci. Cazzo, guarda che velocità, raga, che velocità Valtteri. Ciao, Bottas è più veloce. Non riesco proprio a prenderlo. Per carità, va benissimo al secondo posto, però se penso che ho sprecato tutto per la sosta, mi girano un po' i maroni, sinceramente. Vai. Mamma mia, anche Hamilton è vicinissimo. Faccio fatica, ragazzi, a tenere le Mercedes vicine è veramente dura, Per quanto comunque ha un buon ritmo. L'è duretta, raga, l'è duretta. Comunque in realtà Bottas lo vedo ancora, cioè, però guadagna sempre qualcosina. Dai Bottas, ritirati.
Dai, Rit, Bottas a fianco Rit. Ok, via libera. Attenzione. No. C'è solo qualcosa dietro forse, ma... Sì, bandiera gialla dietro. Qualcuno ha perso un alettone o comunque un testacoda. Ma a noi non interessa. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Non riusciamo, cioè non riusciamo a prenderlo, Ti anzi consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. basta, andata raga. Adesso perderò ancora chiaramente, guarda Hamilton come mi sta sverniciando. Adesso l'obiettivo è tenere la seconda piazza e non sarà semplice neanche quello. Gara pittoresca qui in Russia però. 2 safety car, una pole come indiana, tante cose strane, tante cose bizzarre. Mi devo quantomeno blindare la seconda posizione, cioè... No, presa malissimo questa. Final lap ragazzi, final lap e la sfida con Hamilton continua. La sfida con Gigi continua. Devo tenere quest'ultimo giro e portare a casa comunque un attimo, secondo podio in 4 gare. Teniamo duro raga, Gigi è ancora vicino, gli altri se ne sono andati anche perché sempre bandiere gialle nella curva quella impossibile che prima va a sinistra e poi a destra. Qualcuno avrà sicuramente rotto l'alettone o comunque ha rallentato il gruppetto, però Gigi rimane qua purtroppo. Gigione, cioè dai, Bottas Rit. Vogliamo Bottas Rit. Ma cosa dice? Madonna, che paura, vaffancuore. Anzi, sto con miscela grassa. Questa è la curva della discordia. Tanto Valtteri va a vincere una gara fondamentale. Grande Valtteri. Bottas vince il Gran Premio. E adesso tocca a noi con un secondo posto leggendario. Yes! Yes! Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato, Bravi. invece è andata alla grande. Bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Toto Wolff fa un cuore. Eccoci qua alla fine, 2 Mercedes e veneziano. Molto bene, a vedere la classifica ci vede al quarto posto a 40 punti, grande Fiori. Molto, Perez è davanti a me però, porca miseria, nella costruttori siamo terzi, raga, tutto procede al meglio. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!